Questo fenomeno aumenterà, sarà più contenuto? Ma intanto bisogna anche considerare un fatto, direttore, che vi è anche un decremento delle nascite. Ah, certo. E questo è un altro aspetto di cui... non da poco. Ecco, no, perché abbiamo tra i nuovi nati e i morti, siamo sotto di quasi 400.000, cioè il gap, la differenza dimostra che stiamo diminuendo come popolazione perché anche una coppia che può avere un figlio ha dei costi, ha delle difficoltà, la mancanza di un sostegno di welfare per la famiglia, questo è il punto, che non è adeguato. E poi il solito discorso, secondo me, è quello del peso fiscale. Vi è un peso per giovani coppie, per le famiglie, che è insostenibile. Sì. Con le tasse che paghiamo dovremmo avere tutti i servizi per l'infanzia e la scuola d'obbligo gratuiti. Questo è il punto. Io penso egoisticamente al Veneto. Per fortuna il 50% evade, come diceva Settimo Gottardo. No, io ascolto sempre con piacere Settimo Gottardo, però è un dato. Il dato è del Censis. Sì, c'è un'evasione, ma non il 50%, e poi è diversa dal territorio al territorio. Anche questo è vero. Qui da nord a sud, quindi non si può omologare tutti. Io penso che bisogna avere rispetto. Bisogna avere rispetto per chi paga le tasse e le paga in modo esagerato. Una delle cose, per esempio, direttore, che potrebbero rendere meno difficile la questione anche dell'abbandono, cioè impedire l'abbandono, è quello di creare, cosa che non ho mai visto, per esempio una Unione Europea che è equilibrata sulla questione della fiscalità. E sia per le aziende sia per i privati invece abbiamo delle distorsioni gravi, pesanti, che secondo me... paradisi fiscali l'Unione Europea. Ma sto parlando all'interno dell'Unione Europea. Sì, ai paradisi fiscali. E i paesi nordici, a parità di prelievo fiscale, perché a nord dell'Europa si pagano le tasse, a parità di prelievo fiscale, lì però hanno tutti i servizi. Quindi pagare le tasse, come diceva il Ministro, non è che sia bello, è una cosa che fa piacere se tu hai una risposta dello Stato in termini di servizi. Invece i giovani si trovano purtroppo, seguite o andate a vedere i dati sulla scuola d'infanzia e la scuola materna, sono dati preoccupanti. La famiglia, anche se lavorano entrambi i genitori, la coppia ha delle spese per la scuola materna di 400 e 500 euro al mese. Come fa uno che guadagna 1.100-1.150 euro al mese, anche se lavorano in due, a far fronte a un'uscita? Per cui non ci sono figli, quelli che li abbiamo, i giovani, se ne vanno all'estero. Io penso che la politica della famiglia, chiamiamola così, sia una politica di emergenza. Una concordanza di osservazioni in questi nostri interventi. L'aspetto che in questo periodo in molti abbiamo evidenziato e che è l'aspetto più dolente è proprio la carenza della cultura del dialogo e della civiltà della diplomazia, perché non si può non partire dalla diplomazia. Noi nella nostra esperienza anche storica, parlo noi come veneti, perché essendo io indipendentista ho un sentimento identitario molto forte, ce l'abbiamo nella bandiera veneta, Pax Tibi Marce, Evangelista Meus. La diplomazia era l'elemento caratterizzante. Mi scusi se la interrompo, Prego. Ci fa l'esempio di una guerra risolta dalla diplomazia o risolta dalla sconfitta di uno dei due contendenti? Beh, allora, la diplomazia serve per prevenire le guerre. Non a evitarle sempre, però serve per prevenirle. E diciamo che il grande prestigio, perché di prestigio era quello della Repubblica Serenissima, di avere una diplomazia di altissimo livello, di altissimo profilo, che però di fronte all'aggressione, nel caso storico era quella di Napoleone, è valsa ben poco. Quindi, ed è un argomento che oggi viene utilizzato da coloro i quali sono dalla parte del riarmo dell'Unione Europea per dire, me lo hanno rimproverato anche a me, vedi, dice, no? La terzietà, la posizione assunta dalla Serenissima quando Napoleone la minacciava alle porte è stata una posizione perdente. Avrebbe dovuto reagire, ma la reazione di popolo c'era, sono stati i governanti che all'epoca scelsero la strada, diciamo, del non conflitto, però poi ebbe a soccombere.
Camere. Voglio dire, l'aspetto però oggi è quello della diplomazia, vede direttore, l'Europa che parla di riarmo, a debito tra l'altro, è un'Europa che non ha messo in campo alcun progetto di trattativa diplomatica, di iniziativa diplomatica, nulla di nulla. E io come cittadino veneto ed europeo mi sento veramente preoccupato, in difficoltà. Non rappresentato. No, anche per le prossime generazioni. Non abbiamo una visione del futuro che sia rasserenante e di garanzia. Con tutta l'esperienza storica che abbiamo, l'insegnamento, la cultura della diplomazia che almeno in Europa abbiamo coltivato per tanti anni, nel bene e nel male, però c'è. Perché non la valorizziamo? E questo mi spaventa. Io non ho sentito, io seguo per come è possibile il dibattito parlamentare, non ho sentito né da destra né da sinistra né da centro, da nessuno, se non strumentalmente quello dei 5 Stelle, che per me meglio neanche citare perché è solo una politica strumentale che quel raggruppamento porta avanti, ma tutti gli altri che considero anche seri interlocutori, nessuno si è impegnato per lanciare un progetto della diplomazia. Allora, culturale che oggi nessuno si pone più il problema o il dovere di giovare all'Italia, ho il dovere di giovare a me stesso, giusto Morosin? C'è anche questo aspetto o no? Mi pare che sia naturale nelle cose che ognuno cerchi di avere il massimo della prospettiva professionale, sociale, di integrazione secondo appunto le proprie anche attitudini, le competenze, le abilitazioni anche universitarie o comunque di competenza. Però il problema è che noi ragioniamo in una realtà che è disarticolata. L'Europa, che noi vorremmo che fosse qualcosa di più di grande, non è mai decollata. Cioè pensiamo, è una contraddizione, a un esercito europeo e non pensiamo a una fiscalità europea. Io torno su questo aspetto, perché secondo me una delle distorsioni, l'ho detto anche prima, ma lo ripeto perché ne sono convinto, è quello della distorsione fiscale. Paradisi fiscali. Ma no, paradisi fiscali, proprio di prelievo fiscale, sia per le imprese sia per i singoli. Le imprese, per esempio, un'azienda della Baviera, un dato statistico che la CGA di Mestre ha illustrato 1000 volte, tra un'azienda della Baviera e un'azienda del Veneto c'è un gap di 18 punti. 18 punti di prelievo fiscale. È chiaro che questi non possono competere con un gap così alto di discriminazione fiscale. Quindi la total tax rate che abbiamo qui in Veneto e in Italia è diversa da quella che c'è in altri paesi europei. Quindi secondo me anche la Germania ha mediamente una fiscalità più alta di quella italiana. Ma il problema è che soprattutto per le aziende, ripeto, abbiamo degli squilibri che devono essere sanati. Prima di pensare all'esercito europeo è meglio pensare a creare dei riequilibratori sociali e fiscali che consentono alla gente di vedere un futuro in modo più diciamo roseo di quello che è attualmente, almeno da noi qui.